del campionato di Serie 2 di futsal tra il Città di Sesto e la capolista, la corazzata Olympus Roma. Ha subito lo strappo dei legamenti del collaterale di un tiro particolarmente forte e ogni anno comunque. Adesso 1 contro 1, ancora la conclusione. Zanata si ricorda di essere stato e di essere ancora. Perde poi il contatto con il pallone, c'è la trattenuta, tutto regolare, ci potrebbe essere il fallo cumulativo. Al volo la conclusione di Bueno che sfiora il palo. Anzi, primo fallo, no, secondo fallo dell'Olympus, uno a parte del Città di Sesto. Ancora Suazzo, palla dalla parte opposta, Dimas, la finta Dimas, c'è il gol del vantaggio con Dimas che supera Zanata. Dimas, la conclusione dalla distanza, poi arriva Square con il sinistro. Adesso la conclusione di Llamas. Fabrizio Zanata che ha giocato con Domuschia in Serie C regionale, giocato sia come portiere e oggi lo dimostra alla grande con altro. Ancora calcio d'angolo, ancora Dimas al volo, ancora col destro, questa volta lo mette basso. Adesso Dimas, ancora l'intervento di Renan, fuori Bueno, dentro Cau. Renan dalla distanza, il palo di Renan dalla distanza. Farà affidamento. Ancora palla dentro per Di Eugenio, viene fermato da Renan. Poi c'è la conclusione, ancora Zanata, arriva Zanata, il controllo, può provare la conclusione, la fa con il sinistro, la testa. Ancora Dimas, 1 contro 1, sempre sul lato di sinistra. Le finte di Dimas contro Cau, cerca lo spunto, Dimas calcia sull'esterno della rete. Dimas, Giorginio, la finta, poi il sinistro, Zanata non riesce a mantenere il pallone in campo. Adesso c'è la conclusione con la deviazione probabilmente di Zanata con le mani, non. Adesso si gira molto bene Capitan Federico Giovanni Varola della sezione di Olbia e dello stesso numero 3 isolano. Adesso c'è il gol, il raddoppio ancora di Dimas con il destro. Il controllo sbagliato di Cau che poi va sul pallone, ancora un contatto tra Cau e Ghiotti, poi l'intervento in scivolata di Ghiotti, controlla con il destro, serve Dimas, ancora palla dentro, ancora per Dimas, sempre lo stesso schema questa volta. L'imbucata ancora per Achilli, doppio passo di Achilli, prova il sinistro, calcia forte e bene Achilli. Giorginio, le finte, si accentra molto bene, salta per 2 volte il diretto avversario, palla che rimane là col tacco. Giorginio sullo scontro tra Bueno. Adesso Zanata, lancio lungo di Zanata a Bueno di testa. Adesso Achilli ha preso lui il posto sull'out di sinistra e c'è il 4-0 ancora con Giorginio. La falcata per servire poi Di Eugenio che viene fermato. Adesso ripartenza ancora per il Sesto, c'è il gol di Bueno che riapre la partita. 5 minuti 45 secondi alla sirena e c'è Lucas Francini per squalifica nell'Olympus. Mancano 2 giocatori. La Serie A con il Real San Giuseppe per arrivare alla Olympus Roma, mentre adesso movimento il tecnico Wilson. Mancano 3 minuti 40 secondi. Adesso Bueno, palla dentro, c'è la girata, adesso Llamas, Cau, pallone messo fuori, Llamas col destro, palla
Adesso l'imbucata, prende le spalle di Bueno, c'è il rosso per Zanatta addirittura. Adesso calcio di punizione, ancora Dimas che mette a segno il gol per il 5-1 dell'Olympus. Il portiere Stefano Corona sulla conclusione di Dimas, ripristinata la parità numerica. Adesso conclusione, la finta, poi non riesce a concludere Renan, conclude Llamas ma con la palla sull'esterno della rete da Dimas, giocatore straordinario, e c'è il sesto gol. Termina così questa 11ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal al Paladante di Sestu, tra il Città di Sestu e l'Olympus Roma.